Settima corsa, l'ultima di oggi, una condizionata per 5-6 anni. Sono in 9 a 2060, 1 a 2080. Ovviamente partenza coi nastri, lo schieramento: 1 Giulianova, Marco Basile, 2 Artiglio dei Venti, Antonio Di Nardo, 3 Aria Pink, Roberto Andreghetti, 4 Aiello Jet, Paolo Scamardella, 5 Aliprav, Manuel Pistone, 6 Augurio P, Maurizio Cheli, 7 Anastasia Trio, Marco Stefani, 8 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 9 Samima Ferro, Alessandro Gocciadoro. A 2080, 10 Axis di Girifalco, Antonio Greppi, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Veloce Aria Pink sul numero 1, sembra di Giulianova, anzi Artiglio dei Venti alla corda. Poi vediamo Yellow Jet all'esterno che avanza. Augurio P squalificato. Tanto fuori corsa di galoppo Augurio P all'uscita dei nastri. 200 metri in 15,8. Primo passaggio davanti alle tribune. In vantaggio il numero 3 di Aria Pink che lascia sfilare a Yellow Jet. Poi Artiglio dei Venti, terza alla corda davanti a Axel Nib, mentre all'esterno è Samima Ferro che si trascina l'Iprav. 400 in 36. In vantaggio il figlio di Ken Worketing con Paolo Scamardella, la giubba gialla degli allevamenti Toniatti. In seconda posizione il numero 3 di Aria Pink, poi Artiglio dei Venti, terza alla corda, avanza Samima Ferro dopo 600 metri in 46,3. All'esterno Aliprav, poi anche il penalizzato Axis di Girifalco si fa avanti e prende la terza pariglia esterna, mentre in coda è Giulianova. Giro in 1,2. Curva con Aiello Jet ora affiancato da Samima Ferro, poi si forma la pariglia Aria Pink, Aliprav. Terza alla corda sempre Artiglio dei Venti. Arriviamo al chilometro passato da Yellow Jet in 1,17,8. Si ripassa davanti alla tribuna, sempre in vantaggio l'allievo di Paolo Romanelli con Samima Ferro che si avvicina trascinandosi sempre Aliprav, Axis di Girifalco, è uscita all'esterno anche Giulianova. Frazione qui davanti alle tribune in 14,8. Seconda alla corda è sempre Roberto Andreghetti con Aria Pink, poi Artiglio dei Venti e Axel Nib, mentre in coda è Anastasia Trio. Curva passata in 15,2, retta di là, allunga Yellow Jet, sempre in quota Aria Pink, all'esterno si indusse Samima Ferro, ci prova il penalizzato Axis di Girifalco con Antonio Greppi che sposta in terza ruota, retta di là passata in 14,3, Yellow Jet sembra ancora saldo in vantaggio su Aria Pink, Axis Girifalco è in terza ruota, terza alla corda sempre Artiglio dei Venti, un po' in difficoltà all'esterno Samima Ferro, Yellow Jet ha preso vantaggio molto importante sull'ultima curva, 14,6, retta d'arrivo a Yellow Jet che allunga ancora, ci prova Axis di Girifalco ad avvicinarlo, ma a Yellow Jet ancora buon vantaggio e viene a vincere nettamente su un buon Axis di Girifalco al terzo Aria Pink su Aliprav. Vittoria per Aiello Jet, Paolo Scamardella, Paolo Romanelli al training, i colori dell'allevamento Toniatti, la vittoria per il figlio di Ken Worketing in percorso di testa, sfondato dopo mezzo giro sulla condiscendente Aria Pink che poi ha colto un ottimo terzo posto, mentre buon secondo Axis di Girifalco in costruzione. È tutto per la giornata di oggi all'Ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento questa settimana è per sabato anziché come di solito la domenica, quindi appuntamento a sabato fra 2 giorni.